Amici telespettatori, buonasera, bentrovati con questa nuova puntata di Per Sport. Subito una notizia legata alla cronaca. L'ultima puntata l'abbiamo dedicata alla partenza della tappa Vittorio Veneto Magnago del Giro Rosa, il giro ciclistico femminile professionista, che appunto partiva dalla nostra città. Ospiti in studio, tra gli altri, c'erano le due sorelle Paladin, Asia e Soraya, e diciamo che li abbiamo portato bene, perché nella tappa appunto Vittorio Veneto Magnago Soraya si è piazzata terza. Poi questa era la penultima tappa, poi c'è stata, la terz'ultima. Nell'ultima tappa si è piazzata quarta, tappa nella quale la sorella Asia è stata tra le protagoniste, e nella classifica generale finale si è piazzata Soraya Paladin al 9° posto, seconda delle italiane. Quindi complimenti a Soraya, nostra ospite nella seconda puntata. Ma oggi cambiamo sport e partiamo dalla sigla. Eccoci qua, amici telespettatori, di nuovo, buonasera. Questa sera parliamo di uno sport che pratichiamo in tanti, uno sport che ci invita a andare nelle nostre montagne. Chiedo alla regia di allargare l'inquadratura e far vedere subito i nostri primi due ospiti di questa sera, che saluto e ringrazio della loro presenza. Alla mia sinistra Giorgio Salvador, presidente del CAI di Vittorio Veneto. Buonasera. E alla sua sinistra Edoardo Fioretti, direttore della scuola di sci alpinismo Messer, sempre una scuola sezionale di Vittorio Veneto. Buonasera. Grazie Edoardo, grazie Giorgio, ma prima di cominciare a parlare vediamo qualche immagine che ci fa ancora più voglia di montagna. La terra che ho sotto di me è compatta e solida. Le montagne mi indicano la direzione. Montagne, valli, acqua, cielo, vento, li ritrovo in me anche se non ho luce, anche se rimango senza voce. Lì dove l'uomo, non potendo essere aquila, ne ha stretto fra le mani il volo e il grido. Ho camminato, esplorato, provato, sono caduto, ho sperimentato, gioito, faticato, imparato, cercato di aprire le mie ali. Sono stato avvolto dalla solitudine, mai solo. Ho cercato di trovare una ragione nel far volare i miei desideri, ma ho capito che non era necessario, perché questa è la natura dell'uomo. La terra è sempre compatta e solida sotto di me, davanti a me, con solchi nella pietra che si aprono a ragnatela. Ho il viaggio nei miei occhi, ma posso vederlo anche nei tuoi, quando sono stanco. Siamo tutti brezza di terra o di montagna. Sono stato coraggioso e impavido, ma ho saputo sedermi quando necessario, accarezzare le linee spezzate delle cime. Ti hanno insegnato e tu hai insegnato, come è giusto che sia. Le mie rughe dicono che è giusto. Queste rughe sono come le valli dove i venti si rincorrono, dove una voce ti chiama e una mano si tende. Avrai sollievo. Ho provato ad aprire le ali, ma certe volte non faccio in tempo a voltarmi, che ogni segno del mio passaggio è già coperto. Non aver paura. Il tuo sapere ti peserà sulle spalle sempre più, così che le tue orme siano profonde e difficili da cancellare.
Ho fatto tesoro del lavoro che ho visto fare, della dedizione che dà sollievo, della sapienza, della conoscenza, della tecnica, della passione, dell'amicizia. Ogni volta il mio viaggio si rinnova. Arriverò percorrendo i più svariati sentieri, che curo, perché possa percorrerli io, possa mio figlio e mio nipote ancora, possa tu. Arriveremo alla nostra cima, che sia di roccia e terra, che sia di idee. Lo so, quest'attimo ti basta ed è tutto. Il pensiero del mio futuro che continua e si rinnova, il sentire l'energia che esplode con risate fresche, mi fa agire come se qui, adesso, ci fosse tutto. Quest'attimo ti basta. Voglio rispettare questa terra che ho sotto di me. Adesso so che la mia abilità mi riporterà a casa. Sai che questo è necessario per quello che sei, un uomo. Questo è il Club Alpino Italiano. Allora, cominciamo subito a parlare di CAI. Ovviamente cominciamo dal Presidente Giorgio. Allora, Presidente appena riconfermato di una sezione che è molto antica, è nata, ho letto, nel 1925, fondata, il primo presidente, il tuo predecessore fu Carlo Semenza, che qui dalle nostre parti si conosce perché porta il nome del rifugio famoso, di cui parleremo. E volevo un po' chiederti più o meno, adesso cominciamo dai numeri, quanti sono gli associati del CAI di Vittorio Veneto? Ma a tutt'oggi sono 1322 soci. 1322 soci vuol dire che sono tesserati nel 2019, esattamente, già tesserati, quindi probabilmente cresceranno perché di solito con l'avvio di nuovi corsi, soprattutto in autunno, ci sono nuovi tesseramenti. Poi ci sono quelli dell'ultimo momento nel mese di agosto per le ferie. Immagino. Va detto, per chi ci segue da casa e non è molto esperto, che CAI non significa andare a camminare in montagna, ma tutta una serie di impegni in vari settori dello sport della montagna. Allora, ricordiamo, io me li sono scritti, ma tu Giorgio te li ricordi sicuro, tutti i vari gruppi di cui è composto il vostro CAI. Innanzitutto dobbiamo ricordare che come CAI è un acronimo, ma in realtà significa Club Alpino Italiano. Questo forse lo sappiano anche i nostri telespettatori, ma è giusto ripeterlo. Molto bene. E perché spesso viene confuso alpino con alpini e sono due cose diverse. Diciamo che la nostra sezione ha la fortuna di rappresentare quasi tutte le attività interdisciplinari che sono presenti in una sezione del Club Alpino Italiano. Noi abbiamo diversi gruppi che si possono, come posso dire, declinare in circa 14 attività ludico-sportive, sia tecniche che più semplici. Poi lo affronteremo con i direttori delle scuole e con gli accompagnatori presenti questa serata, anche di alpinismo giovanile, non ci sono quelli dell'escursionismo, però noi abbiamo un gruppo escursionismo che fa attività estiva e invernale, organizziamo anche del cicloturismo, organizziamo anche delle escursioni in luoghi diciamo fuori regione, anche di più giorni, quindi tutte queste attività. Abbiamo un gruppo sci che era storicamente noto negli anni 60, ma che fa sci alpino e fondo. Sci alpino e fondo. E quest'anno la stagione 2019 è stata di grande successo, con oltre 100 partecipanti tra adulti e bambini, e anche è stato un piacere coinvolgere la scuola intersezionale Montemesser e tutti gli appassionati di sci. Così mi hai già corretto per prima che avevo detto scuola sezionale, comunque no, va bene. Perché, come diceva un caro amico che non c'è più,
la neve è troppo bella per sciare male, e quindi sono stati organizzati anche in collaborazione con le scuole di sci alpinismo e per gli sci alpinisti anche dei corsi specifici, dico. Poi abbiamo uno storico che ha festeggiato 2 anni fa i suoi 50, quindi sono già 52 anni, gruppo speleologico, molto famoso in tutta la nostra, non solo regione, ma a livello nazionale per i componenti che hanno delle attività specifiche. E abbiamo naturalmente tutto ciò che riguarda l'alpinismo giovanile, ma poi questo argomento lo tratterà il nostro accompagnatore sezionale. Tutta la parte legata all'alpinismo, non solo alla scuola, perché il nostro gruppo Roccia fa attività di arrampicata, che si declina però in roccia. Ecco, facciamo subito una distinzione per i meno esperti, la differenza che c'è tra un gruppo escursionismo e un gruppo alpinismo. Allora, un gruppo escursionismo tipicamente si occupa di escursioni, anche di alto livello. Quando sono previste delle vie ferrate o attrezzate, chiediamo la collaborazione delle scuole di alpinismo o degli istruttori presenti all'interno dei nostri gruppi Roccia, perché una normativa sulla sicurezza a cui noi siamo molto attenti prevede degli accompagnatori specializzati. Quindi diciamo che l'alpinismo è un grado un po' più sicuramente sì, di difficoltà superiore. Esattamente, però l'escursionismo rappresenta a livello nazionale, lo dicono anche i numeri del soccorso alpino, la cosiddetta massa che si muove verso la montagna, solo che la nostra è educata in una certa maniera e è anche formata, perché anche nell'escursionismo esistono delle scuole di escursionismo. Noi ci appoggiamo alla scuola Lorenzo Frisone di Pordenone, e in cui mandiamo chi vuole frequentare dei corsi sia di escursionismo estivo che di escursionismo invernale. Ci sono anche lì più livelli, però così generalmente per non entrare nel dettaglio della scuola. Quindi esistono anche le scuole di escursionismo. Abbiamo citato la scuola intersezionale di sci alpinismo, di cui ci parlerà poi Edoardo Fioretti. Come diciamo attività fisica forse abbiamo concluso? No, perché poi, come dicevo, abbiamo il gruppo Roccia, che anche lui si declina in attività sci alpinistica, in attività di alta montagna, e non è la stessa cosa della scuola che poi parlerà il direttore. Queste sono attività di un gruppo. Che poi all'interno ci siano anche degli istruttori è un'altra cosa, però sono poi c'è la parte di arrampicata libera, l'arrampicata in età evolutiva, l'arrampicata... Che si intende, scusa? Per i ragazzi, poi ne parlerà il direttore, per delle fasce di età che vanno, sono giovani, giovanissimi, ci sono 2 o 3 fasce di età, poi ne parleremo con la scuola, ma poi c'è tutta anche l'attività, facciamo anche sci escursionismo, quindi un'altra declinazione dello sci volendo, o dello sci alpinismo, visto che rientra in questa branchia. L'alta montagna l'abbiamo già citata, ma anche all'interno del gruppo escursionistico proponiamo ogni anno una cima, quindi una gita per tutti, accompagnati naturalmente in sicurezza massima di alta montagna. Queste alcune delle attività, poi si declinano in tante altre che poi non andiamo a... sì, se no arriviamo non finiamo. Tardi. Però non fate solo queste attività, ci sono anche diciamo, iniziative culturali, formative, informative? Certamente. Incontri, seminari, conferenze? Chi segue il CAI, ma non occorre che segua il CAI, può seguire le rassegne stampa piuttosto che le locandine che vede. Noi organizziamo conferenze scientifiche, abbiamo appena finito quest'anno quello sulla meteorologia alle nuvole con il meteorologo Andrea Costantini, che è stata veramente interessante, altri tipi di conferenze scientifiche, presentazioni di libri, presentazioni di guide, le nostre attività culturali che svolgiamo nel mese di febbraio, però ogni volta che veniamo chiamati noi le realizziamo. Abbiamo poi un'attività culturale che è molto importante, che non tutte le sezioni hanno. Noi abbiamo un coro CAI che fa parte anche dell'Associazione Nazionali Cori del Club Alpino Italiano, quindi a tutto titolo, considerato... tutta gente che canta solo o fa anche escursioni? No, tutta gente, diciamo che nel Club Alpino Italiano una delle cose più belle che ci sono è la polivalenza. Molti di noi fanno tante attività per vivere la montagna in sicurezza con tutte le sue possibilità,
A me piace usare la parola ludico-sportiva perché c'è dello sport, ma naturalmente c'è anche del divertimento. Certo. E non abbiamo dimenticato il fatto che comunque avete anche dei rifugi, dei bivacchi da seguire, che penso non sia un impegno da poco. Esattamente, questi sono un'altra delle problematiche che sviscera il CAI. Un altro gruppo che abbiamo si chiama TAM, Tutela Ambiente Montano. Questo ripeto, è una delle problematiche perché richiama sempre meno volontari rispetto alle attività delle scuole o quant'altro, perché la parte di istruttore magari è un'ambizione personale di tutti. Lavorare sodo e lavorare a volte anche in condizioni faticose o di pericolo non è proprio così semplice. La tutela ambiente montano significa pulire e mantenere dei sentieri, ove sono attrezzati vanno anche collaudati, quindi tutta una serie di problematiche. In una intervista che avevo rilasciato proprio a te ho parlato, mi sento Penelope perché finiamo di mettere a posto un sentiero, il vento butta giù alcuni alberi e siamo di nuovo là con i nostri volontari. Proprio la settimana scorsa delle persone che superano i 70 anni hanno messo a posto completamente il sentiero che va da Santuario di Sant'Augusto al Monte Pizzò, perché fa parte dell'Alta Via dei Silenzi numero 6, uno dei sentieri di nostra competenza, però quella squadra lì è una squadra importante. Hai caricato la mano sul fatto che hanno oltre 70 anni, poi dopo chiederemo a quelli che si occupano di alpinismo giovanile perché non portano anche i loro ragazzi. Ma diciamo che proprio in questo periodo a Rifugio Aquileia il CAI Veneto ha fatto, anzi in questo periodo 15 giorni fa, ha fatto una bellissima iniziativa grazie al presidente regionale Renato Frigo. Perché? Perché ha portato dei ragazzi a segnare i sentieri. Gli hanno insegnato come vanno segnati, le dimensioni, con il nastro adesivo e quant'altro, e hanno fatto una settimana con punto d'appoggio Rifugio Aquileia, ma nei sentieri dell'Alta Val Zordana, organizzato una specie di campus, però formativo nella segnaletica dei sentieri. Molto molto bello, io li ho incontrati durante un'escursione ed era affascinante vedere, bello. Speriamo che ci siano anche i nostri dell'alpinismo giovanile. Ecco, così dopo glielo chiediamo. Per ricordarli ai nostri telespettatori c'è il Rifugio Semenza. Il Rifugio Carlo e Massimo Semenza, sì, che attualmente è gestito è di nostra proprietà, è gestito da Nadia Benetti, in collaborazione con il marito, la guida alpina Franco Perlotto, che però lui ha ancora, diciamo, qualche periodo da finire il suo mandato al Rifugio Boccalate sulle Grange Horace in Montebianco. Poi abbiamo il bivacco invernale, che è di appoggio al Rifugio Carlo e Massimo Semenza, alla Forcella Lastè, e questo qui viene aperto durante l'inverno e l'anno scorso abbiamo dovuto fare una manutenzione straordinaria. E poi abbiamo il bivacco Alessio Toffolon, e questo qui è un bivacco di transito, ma anche questo molto importante, che è uno dei pochi punti d'appoggio per chi fa l'Alta Via dei Silenzi, insomma questo è un po'... Bene, questo mi pare un elenco molto ricco che dà la dimensione un po' cioè il quadro in cui si muove il CAI sezionale di Vittorio Veneto. Prima di farti l'ultima domanda di questo primo momento, che riguarda la tempesta Vaia, che vi ha fatto sudare un po', mi pare almeno, volevo passare, ti faccio prendere fiato e passo a Edoardo Fioretti, che penso che ti sia arrivato nei cromosomi il fatto di essere un membro del CAI. Mi pare che il papà fosse stato presidente. Il papà è stato presidente 10 anni. 10 anni, socio tu, tuo fratello, sì. Quindi diciamo con gli Fioretti si va sul tranquillo per quanto riguarda il CAI. Sei direttore di quella che avevo sbagliato a definire prima, ma adesso lo dico correttamente, la scuola di sci alpinismo intersezionale Monte Messer. Monte Messer, che per chi non sa di montagna è una cima qui dell'Alpago, corretto? Sì. Bene. Mi dicevi che sei dunque direttore della scuola, sì. Poi
Presidente, aiutami perché lui magari fa il timido, Istruttore ma nazionale è istruttore nazionale, di ok, è membro del Consiglio centrale della Commissione della nazionale. Commissione nazionale. ok, Scuole quindi del diciamo discipline. è un'autorità del CAI. Allora, in breve, spiegaci, dopo diamo anche qualche numero in senso proprio, non in senso figurato, ma spiegaci di cosa si occupa la scuola che dirigi. Il compito di una scuola è innanzitutto quello di formare Certo. chi partecipa ai corsi che vengono proposti, formare alla frequentazione consapevole della montagna. Certo. Dico consapevole perché la montagna va conosciuta per essere affrontata in modo Certo. corretto. Vanno conosciuti tutti i pericoli che fanno parte dell'ambiente e di conseguenza conoscerla vuol dire saper capire, saper interpretare e saper adottare comportamenti adeguati per evitare possibili incidenti, perché l'incidente è sempre possibile. Dietro l'angolo, certo. Insegniamo, cioè lo scopo è quello di far sì che le persone che si approcciano alla montagna sappiano prevedere, sappiano fare un piano di previsione per affrontare un determinato percorso che prevede tutta una serie di passi che portano alla riduzione non totale del rischio, ma abbastanza buona. Un minimo di rischio comunque Certo. chi frequenta la montagna sa Certo, che deve accettarlo. E i vostri allievi chi sono? Ma abbiamo allievi molto variegati, c'è chi arriva, per quanto riguarda i corsi di sci alpinismo, c'è chi arriva dalla pista, chi arriva dall'escursionismo, che si innamora un po' di questa frequentazione della montagna per il fatto che d'inverno la montagna è ancora un ambiente isolato, un ambiente, si torna un po' alla montagna di una volta, Certo. poco frequentato e quindi subiscono il fascino E quindi, della montagna innevata. Però, E quindi si approcciano a questi corsi consapevoli per primi che la montagna invernale è un ambiente estremamente pericoloso. Esatto, infatti si diceva prima di cominciare che ho letto una statistica che il 95% degli incidenti da valanga sono causati dalle stesse vittime, no? Certo. E questo vuol dire che andare in montagna, perché magari ci si sente dei tori, non basta, bisogna essere consapevoli di quello che si fa e sapere come muoversi. Certo, infatti andare in montagna non comporta solo un aspetto fisico, Certo. ma in buona parte anche mentale, a seconda del tipo di E anche itinerario. di tecniche probabilmente. Conoscenza delle tecniche, conoscenza molto molto vaste Certo. e delle problematiche che propone la montagna e soprattutto bisogna essere preparati mentalmente. Il Presidente prima precisava che di questo 95% solo una minima parte sono dai CAI comunque. Ma diciamo che il 95% che come statistica dei travolti da valanga è un dato. Certo. Ma lui, quel 95%, rientra nel quel 5% che dicevo, che in realtà a livello soprattutto veneto, ma anche ormai riscontrato nazionale, sono gli incidenti, i recuperi del soccorso alpino con persone in attività specialistica, quindi certo. sci alpinisti, eccetera. Quindi comunque i due dati si contrappongono, sembra un dato elevato, ma invece dice che cosa? Che la persona che provoca l'incidente, quindi a volte ci sono anche valanghe mosse dal vento o quant'altro, è se stesso, quindi la prima cosa che deve fare deve muoversi in sicurezza attraverso la valutazione e la preparazione che le scuole danno. Certo. Ma nella loro statistica a livello poi di recuperi del soccorso alpino sono una parte minima, perché fa notizia la valanga per televisione, l'incidente, certo. purtroppo la sciagura o quant'altro, sperare che a volte, perché la curva di sopravvivenza è piuttosto limitata, è di soli 15 minuti, quello fa notizia. Però non fanno notizia il 95% invece dei recuperi di persone in difficoltà che sbagliano itinerari, che non sono certo. tesserati CAI o comunque non hanno la percezione di un'assicurazione dei pericoli della montagna. Questo è un altro aspetto, è un aspetto ancora più complesso. Certo. E si torna all'importanza della formazione che appunto fanno le scuole come quella intersezionale nostra. I corsi che organizzate sono che frequenza hanno? Cioè sono annuali, più frequenti? Non lo so. Allora abbiamo un corso di livello base di sci alpinismo che è annuale. Okay. Di recente abbiamo introdotto anche un altro corso di introduzione all'alpinismo invernale, quindi senza gli sci, Okay. che è annuale, viene svolto nel periodo tardo autunnale, inizio inverno, proprio per far conoscere le problematiche della montagna
in questo periodo, dato l'aumento di incidenti che si sta verificando negli ultimi anni, proprio in questo periodo dell'anno, con la prima neve che è poco conosciuta e si pensa di andare a fare la camminata con le ciaspole, in realtà la situazione è completamente diversa. Poi ci sono corsi che sono biennali. E dal punto di vista, diciamo, fisico, che preparazione è necessaria per fare sci alpinismo? Allora, cioè, lo sci alpinismo è considerato uno degli sport più faticosi, appunto. Però preso in modo graduale ovviamente è una cosa abbordabile da, dico, chiunque, purché abbia una buona salute. Per capirsi quante volte bisogna fare allenamento alla settimana per poter andare via la domenica in sicurezza. Allora, noi proponiamo i corsi che si sviluppano proprio anche come dislivelli, come affaticamento, in modo molto molto graduale, per cui anche persone che non sono allenate dalla prima uscita con dislivelli molto ridotti arrivano all'uscita di fine corso dopo 5-6 settimane e riescono a fare dislivelli di 1100-1200 metri. Quindi anche io e Federico potremmo venire. Ma io non ho dubbi. Okay. Va bene, va bene. Allora, abbiamo anticipato prima che avremmo dato qualche numero e chiedo comunque a Edoardo di correggermi se sbaglio. Allora, nel 2018 ci sono stati in Italia 14.400 allievi a corsi di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata. Gli istruttori che formano questi, cioè che tengono questi corsi sono 741 a livello nazionale. Edoardo ne è un esempio, giusto? Ok. 1339 a livello regionale e 3634 sono gli istruttori sezionali. Non so se si chiamano istruttori correttamente, quelli sezionali. Sono istruttori sezionali. Ok. È una qualifica, non è un titolo. Ok. E a livello, diciamo, Veneto e Friuli sono 204 gli istruttori nazionali, 344 gli istruttori regionali e 885 quelli sezionali. Venendo alle scuole, le scuole sezionali italiane sono 198 e di queste ben 46 sono tra Veneto e Friuli, quindi un quarto delle scuole nazionali di sci alpinismo, alpinismo e arrampicata sono nelle nostre due regioni, Veneto e Friuli, più ci sono 2 scuole centrali e 8 regionali. Infine i corsi nazionali sono stati 735 nel 2018, ok, a livello nazionale. Di questi 538 sono stati di alpinismo e arrampicata, 159 di sci alpinismo e 38 di sci escursionismo. Sono riuscito a leggerli tutti. Questo dà la dimensione, secondo me, Edoardo, dammi conferma, di un movimento, diciamo, un impegno nella formazione che è molto importante e molto forte. Sicuramente lo stesso statuto del CAI e il regolamento generale parlano in modo molto chiaro che tra gli obiettivi principali della nostra associazione ci sono la formazione, c'è la formazione. E secondo te, da parte dell'escursionista medio, diciamo, c'è la consapevolezza dell'importanza di questa formazione o diciamo non parliamo degli escursionisti che vengono col CAI, ma in generale. L'escursionista medio. Ma io, in base alla mia esperienza, ho colto che chi partecipa ai corsi si rende conto dell'importanza di avervi partecipato. Non avendovi partecipato si vive, tra virgolette, nell'ignoranza e per cui si vive tranquilli, si va anche in montagna, si fanno anche belle cose, finché va bene. Certo. Dopo però, come diceva Giorgio, tocca partire con l'elicottero o comunque il soccorso alpino e venire a recuperare. Perché purtroppo non si sa mai quanto vicini si arriva all'incidente. Esatto, quanti si sfiorano. E più o meno quanti allievi avete avuto nell'ultimo anno, magari il 2018? Beh, di media abbiamo per quanto riguarda lo sci alpinismo, corsi di livello base sono sui 28-30 a corso. Sì, e di provenienza? Cioè... ma essendo che la scuola pesca su un bacino molto ampio, abbiamo allievi che arrivano dal Pordenonese, da Oderzo, Ponte di Piave, poi i nostri comuni ovviamente. Ok. E altri corsi, dopo li chiederemo agli altri ospiti che abbiamo. Facciamo, per concludere, Edoardo, una raccomandazione ai telespettatori che ci vedono, che hanno passione ad andare in montagna, che però magari non si sono mai sognati di seguire un corso, magari anche di escursionismo. Un appello. Bisogna pensare sempre molto bene a ciò che si fa, perché è molto facile sbagliare e purtroppo la montagna
raramente perdona. Truce, ma perfetto questo appello. Giorgio, ultima domanda di questo primo blocco di interviste. Abbiamo citato prima la tempesta Vaia. La tempesta Vaia ha pestato pesante dalle nostre parti. Qualche giorno fa ero a Asiago, anche lì ho visto che ha lasciato molto segno, e voi vi siete impegnati molto anche per sistemare, avete avuto il problema, si diceva, della teleferica del Semenza. Sì, noi siamo intervenuti sia sui sentieri di nostra competenza, perché diversi schianti li avevamo anche nelle pendici del Monte Pizzoc piuttosto che del Visentin, certo. Ma poi abbiamo collaborato con Veneto Agricoltura per la parte dei sentieri che vanno dal Pizzoc verso il cosiddetto Millifred, Pian della Pita, abbiamo aiutato noi e abbiamo aiutato anche altre situazioni. Diciamo che abbiamo avuto i danni maggiori relativi alla teleferica che porta al rifugio Semenza, in cui qualche giorno dopo che sono andato a fare un sopralluogo e abbiamo visto il disastro, poi con la collaborazione anche dei gestori del rifugio, abbiamo visto che c'erano 30 alberi sopra i cavi della teleferica, una situazione molto pericolosa. Però ha tenuto, per fortuna. Ha tenuto, sì. Sono andate giù le forcelle, mi pare di aver capito. No, le forcelle sono un effetto collaterale. Sì. Okay. I cavi hanno tenuto perché abbiamo un grande sbalzo, sì, dall'ultima, diciamo, cavalletta, o noi li chiamiamo anche falconi, al rifugio Semenza. Ci sono quasi 450 metri di dislivello nel vuoto. Okay. Quello ha dissipato l'energia, certo, ha fatto sì che il cavo diventasse elastico, ha fatto una pancia e lui si è steso verso terra. Per fortuna poi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo controllato, però c'erano alberi di dimensioni di circa 1 metro. Abbiamo dovuto fare intervenire dei professionisti perché era troppo pericoloso. Ecco, diciamo anche questo, che sicuramente c'è stata molta generosità nel darvi una mano, però bisogna fare le cose con attenzione anche per Io avevo lanciato un messaggio sui social e devo ringraziare tutti coloro che hanno risposto, però li ho stoppati subito. Li ho stoppati subito perché c'è un problema, il testo unico 81 del 2008 riguarda tutti i lavoratori, che è la sicurezza, e riguarda anche l'ambito del volontariato, nessuno è escluso. Per cui quando ho visto la pericolosità del lavoro che si andava a fare, ho dovuto chiedere dei professionisti. Chiaramente siamo andati su, eravamo una quindicina anche di noi con le motoseghe, ma noi non siamo intervenuti sugli alberi sopra i cavi della teleferica, li hanno disgaggiati loro. Noi abbiamo tagliato, quando loro li abbattevano, certo, noi li facevamo a pezzi più piccoli, certo, eccetera. Oltre alla problematica di tutti i permessi che abbiamo dovuto non richiedere, però informare e attendere l'autorizzazione a procedere da parte di diversi enti, compreso i privati. Insomma. E comunque ci sarà ancora da lavorare anche per diversi anni, non dico in questo specifico punto, ma per sistemare tutti i vari sentieri. Sicuramente sì, ci saranno sentieri che non esisteranno più. C'è stata una riunione anche con i cartografi, non faccio i nomi, comunque la parte cartografica si sta attivando perché probabilmente bisogna riscrivere le mappe. C'è un sito nel CAI Veneto in cui teniamo proprio in questi giorni con la pulizia ultima che hanno fatto i nostri volontari la scorsa settimana, ho aggiornato anche quel file in pratica in cui uno può interpellare e verificare il sentiero che vuole percorrere. Se il sentiero è percorribile o meno. Sì. In Italia, lo dico sempre a tutti, anche appunto non i tesserati CAI, ma per sensibilizzare, quando si calpesca un sentiero bisogna sempre pensare che dietro ci sono dei volontari che lo rendono possibile. Ci sono circa 60.000 chilometri in Italia di sentieri del CAI, poi ci sono anche altri enti naturalmente. Grazie Giorgio, ultima cosa veloce, per quanto riguarda lo sci alpinismo, la tempesta Vaia è stata un problema, ha creato complicazioni o le piste dove andate di solito non sono state interessate? No, ha influenzato anche i percorsi sci alpinistici, perché ci sono dei percorsi che non sono più percorribili. Ovviamente lo sci alpinismo non percorre sentieri perché ci si muove sulla neve, però ci sono tratti di bosco che non sono più percorribili. Quindi vi ha, se possibile, reso ancora più pericoloso il vostro sport? No?
avere più attenzione. Più difficoltoso. Ok, più difficoltoso. Bene, grazie a Giorgio, grazie a Edoardo. Abbiamo già citato i altri due ospiti, non li abbiamo nominati, sono Livio Faldon e Davis D'Alozzo, andiamo a conoscerli, ma prima godiamoci un altro po' di immagini. Allora, dopo questa altra scorpacciata di immagini che sicuramente ci hanno fatto venire ulteriore acquolina in bocca rispetto alle nostre montagne, come vedete abbiamo altri due ospiti, sempre in rappresentanza del CAI Sezionale Vittorio. Alla mia sinistra Livio Faldon, direttore della scuola di alpinismo Vittorio Veneto, e alla sua sinistra Davis D'Alozzo, coordinatore del gruppo alpinismo giovanile. Buonasera a voi. Allora, cominciamo da Livio, anche tu istruttore nazionale CAI, sì. Quindi senza tornare ai numeri di prima, ma insomma torno velocemente su 500, no aspetta, gli istruttori, 741 nazionali, 204 in Veneto e Friuli, ne abbiamo già ospitati due, ok? Bene. Allora, Livio, sei direttore della scuola di alpinismo Vittorio Veneto. Esatto. Allora, spiegaci cosa fa la scuola che dirigi. Allora, la scuola che dirigo ha una specializzazione che è l'alpinismo, e l'alpinismo comprende tutte quelle attività che vanno dalla cascata di ghiaccio, ho detto anche ghiaccio verticale, all'arrampicata su roccia e all'alpinismo classico di alta montagna. Questo è il bacino di utenza che andiamo a coprire. Quindi diciamo quando si finisce con l'escursionismo si entra nell'alpinismo, si può dire così più o meno? Possiamo dire così. Boh, okay. C'è una parte, però, come diceva prima Edoardo, l'alpinismo senza la parte escursionistica prima non ha senso, perché c'è un avvicinamento all'alpinismo che è escursionismo. Sì, c'è una conoscenza che bisogna avere e far per una cosa graduale, questo l'abbiamo capito. Allora, essendo una scuola, fate dei corsi. Allora, facciamo dei corsi. Ci sono corsi, immagino, di vari livelli e di varie specialità. Esatto, con tutte le specialità che ho detto prima, con corsi base e corsi cioè un corso base di primo livello, secondo livello e poi di terzo livello. Quello iniziale è aperto, per esempio l'alpinismo, il corso di introduzione all'alpinismo base è aperto a tutte quelle persone che vengono dall'escursionismo o che praticano già piccole attività alpinistiche che vogliono approfondire l'uso delle corde, delle protezioni veloci, tutte quelle cose un po' più tecniche, diciamo, sempre però accompagnati per mano, diciamo, nelle 6-7 uscite settimane dei vari corsi, si parte gradualmente per arrivare poi a un obiettivo finale. Certo. E poi ci sono i corsi invece di livello più avanzato. Di livello avanzato che richiedono di aver già partecipato a un corso base, perché si dà per scontato alcune conoscenze per poi andare ad approfondirle. Ecco, ma la domanda che mi viene così di curiosità è chiaramente chi viene a fare un corso base e poi avanzato è un appassionato di montagna che vuole andare, un bravo, dico io, appassionato perché vuole fare le cose per bene. Ma la domanda è questa, se uno si ritiene di essere da livello di avanzato e secondo voi non lo è, lo mandate via a fare il base o come funziona? Ci sono delle regole da rispettare dove nei corsi avanzati abbiamo la possibilità di fare una preselezione, cioè c'è una giornata, un preesame che valutiamo se
le conoscenze dell'allievo sono idonee a questo corso avanzato. Ma mediamente accettano le vostre valutazioni Sì. o c'è chi si sente un po' sempre più... chi si sente un po', però un po' fenomeno. come si diceva prima, che dicevate prima con Giorgio, bisogna anche essere coerenti e far capire alle persone che bisogna conoscere le proprie capacità, e questo è un insegnamento che è il nostro compito anche trasmettere. Certo. Insomma. E ascolta, il tipo di allievi che avete sono, non so, età, sesso, Allora, esperienze? negli ultimi 5-6 anni l'età si è riabbassata. C'è stato un periodo dove l'età si era alzata e dove i giovani non venivano più, o venivano molto meno, mentre negli ultimi, ripeto, 4-5 anni il livello dell'età si è abbassato, stiamo tornando sotto i 25 anni e questo è positivo. La cosa che ha aiutato anche questa cosa è la collaborazione che la scuola fa con il gruppo di alpinismo giovanile e poi anche tutta l'attività dell'arrampicata in età evolutiva che portiamo avanti come scuola. Che vuol dire? Che abbiamo anticipato prima? Significa che facciamo dei corsi di arrampicata per gli adolescenti che vanno, adolescenti anche dai 6 anni ai 15-17 anni, e portiamo i ragazzi a conoscere l'ambiente verticale, cioè la falesia soprattutto, sia indoor che outdoor, cioè falesia fuori, e come stavo dicendo prima, queste attività ci hanno portato poi dei giovani che entrano e vengono a fare i corsi roccia, il corso di alpinismo, il corso cascata o quello di dry tooling, insomma. Ho capito. Ascolta, domanda, forse idiota, ma forse no. Di fronte a una parete, quanto conta la forza fisica, quanto conta l'esperienza e quanto conta la tecnica? Anzi, e quarto, quanto conta la forza mentale? Fisica, tecnica, esperienza e mentale. Prima di tutto c'è una consapevolezza mentale della conoscenza del proprio fisico, e questo, faccio un passo indietro. Per avere questa conoscenza bisogna saper camminare bene in montagna, nel sentiero, perciò partiamo sempre dalla BC zero. La forza fisica serve, diciamo, da un certo grado in su, perché poi entrano tecniche molto più specifiche, mentre, diciamo, nei gradi classici c'è un istinto primordiale che è... sopravvivenza? No, non è proprio, è una cosa, siccome l'arrampicata è uno schema motorio di base, come saltare e correre, è che per molti anni ce lo siamo dimenticati, quelli un po' come anziani come noi che andavano a rubare le ciliegie, Non dichiararlo in TV però. L'hanno sempre sviluppata. Sì. I giovani di oggi non la sviluppano più e noi con questa attività in età evolutiva la ritiriamo fuori. Questa consapevolezza fa sì di conoscere il proprio equilibrio e conoscere il microcosmo che c'è vicino a noi, la scelta, difatti anche questo è molto propedeutico, proprio per anche l'inserimento che facciamo con gli istituti scolastici, proprio perché... Quindi servono un po' tutte le varie voci. Un'altra cosa, si legge che spesso parliamo di magari Himalaya, no? Che ci sono sempre più alpinisti o presunti tali che affollano anche queste vie. Questo penso che sia, non parliamo di Himalaya, ma insomma la domanda è questa: c'è forse un po' troppa gente che si improvvisa in certe avventure un po' troppo estreme, che necessiterebbero di più formazione, secondo te? Allora, nel discorso Himalaya del sovraffollamento, dietro c'è un business economico e lì nessuno lo fermerà, a meno che i politici di quei paesi dicono non vogliamo più metterci in tasca. E venendo da noi, nelle cime più difficili, c'è anche lì affollamento o ancora no? No, secondo me, allora sono per esempio la cima del Monte Bianco, del Monte Rosa e quelli di alta montagna, sì. Perché comunque ci sono notizie che vengono divulgate ogni giorno di persone, per esempio la settimana scorsa è caduto dentro un polacco che non era legato in cordata sul Brainton occidentale, è caduto in un crepaccio e ha perso la vita. Ci sono moltissime persone, soprattutto in alta montagna,
dove arrivano magari con le funivie, scendono e cominciano a camminare slegati, perché dato non si vedono i crepacci e È compito nostro mettere i puntini sulle i e che ogni ambiente ha le proprie difficoltà e va affrontato con i mezzi. Sembra però impossibile che uno arriva a certe altezze così e lo fa da sprovveduto, insomma. Io ho sempre il dubbio che sia gente che si pensa invincibile, che non ha paura di niente, e invece sbaglia, evidentemente. E invece sbagliano, e basta. Ok, grazie Livio. Allora Davis ti ha già introdotto un paio di volte, dice dell'importanza della collaborazione anche col gruppo alpinismo giovanile. Quando ci siamo salutati prima mi hai subito fatto una precisazione che non bisogna fraintendere sul termine giovanile, no? Davis, spiegalo ai telespettatori. Infatti il nostro gruppo fa attività con bambini e ragazzi dagli 8 ai 17-18 anni e solo con i ragazzi, non con i genitori. Okay, quindi i ragazzi l'attività giovanile significa con i giovani, non di gente, di adulti che si sentono giovani, questo è un altro discorso. Allora, spiegaci un po' qual è la vostra attività esattamente. La nostra attività è principalmente andare in montagna, ma noi ci differenziamo dalle altre figure che fanno questa attività, che possono essere dalle parrocchie con i campi estivi, agli scout oppure altre società sportive che frequentano la montagna, perché noi lo facciamo in un'ottica educativa. Abbiamo la nostra Bibbia è il progetto educativo del CAI, del Club Alpino Italiano, che vede l'attività in montagna finalizzata a un'intenzionalità educativa che è molto molto vasta, dal imparare ad andare in montagna, che si inizia da piccoli, per poi la naturale prosecuzione è quella dei corsi e delle scuole di alpinismo, però c'è tutto un prima che si può acquisire su percorsi facili, ma che hanno tanto da insegnare. Ma non c'è solo questo, c'è anche un'ottica più allargata di conoscere la montagna per amarla e apprezzarla, quindi sia dal punto di vista naturalistico che antropologico, in una materia che noi la chiamiamo lettura integrata del paesaggio, cioè guardarsi attorno e leggere quello che la montagna ha da insegnarci. E poi in sostanza la formazione della persona attraverso un'attività di gruppo che può essere anche, che può comprendere la fatica, le difficoltà, il trovarsi in crisi, affrontare le proprie paure insieme agli amici, fare una formazione di una persona che diventerà un alpinista consapevole e rispettoso dell'ambiente. Scusa, intanto più o meno i vostri allievi, diciamo in un anno, quanti sono più o meno? Considerato che in queste fasce di età c'è molta mobilità, perché ci sono molti ingressi e molte uscite, mediamente il nostro gruppo si aggira attorno ai 50 membri, che non tutti partecipano contemporaneamente. Le nostre uscite vedono dai 15 ai 25 partecipanti per ogni volta. Il gruppo comunque mediamente è sempre sui 50 membri. Ecco, di questi 50 quanti appartengono a famiglie di gente che va sistematicamente in montagna? Cioè, meno di metà. Però. E gli altri perché si avvicinano allora a questi corsi? Ci sono molti motivi. Uno dei principali è perché magari l'amico frequenta già il gruppo e quindi viene insieme all'amico. Qualche volta è il ragazzo che ha desiderio di andare in montagna e la famiglia non si sente adeguatamente preparata, per cui preferisce inserirlo in un gruppo che gli dia un'adeguata formazione. Altre volte invece sono i genitori che pensano che questa attività possa essere utile per il ragazzo, allora lo introducono e provano, e qualche volta magari non gli piace, invece molte altre volte gli piace e continuano. Quindi questa mi sembra anche una notizia consolante, diciamo, nel senso che il libro di Michele Serra, Gli sdraiati, descriveva il mondo giovanile come un mondo di nullafacenti o comunque di pigri, invece voi dimostrate il contrario, insomma, che ci sono dei ragazzi che non solo perché trascinati dai genitori, ma si impegnano anche in queste attività. Probabilmente i pigri fanno più notizia di quelli che si impegnano. No, ci sono molti ragazzi che sono disposti a fare fatica, a sopportare anche dei disagi fisici per un bene che non è così, un bello che non è così a portata di mano, ma che è un po' più sottile da cercarsi, da distillarsi nelle proprie giornate.
E questi ragazzi si entusiasmano e sono capaci di cose veramente molto grandi. Giorgio prima ha citato il campo di manutenzione dei sentieri, che è stato un bel successo e una bella attività che ha fatto vedere che i giovani sanno tirare fuori delle cose molto belle. Adesso abbiamo fatto un'esperienza sul Sentiero Italia CAI, che questo è l'anno del Sentiero Italia CAI. Spieghiamo in 2 parole di cosa si tratta. Il Sentiero Italia CAI è un grandissimo tracciato che percorre tutta l'Italia, partendo dalla Sardegna, la Sicilia e poi risale tutto l'Appennino e fa tutto l'arco alpino e termina a Muggia. E passa anche qui da noi? Passa anche per il Veneto nella parte alta, quindi dal Passo Valles alla Marmolada. Okay. E in questo tracciato, che quest'anno è stato reinaugurato perché è stato ripreso e restaurato, quest'anno l'Appennino Giovanile ha fatto delle attività in cui, tra le altre, oltre che percorrerlo, ai ragazzi è stato chiesto di fare una riflessione sul significato della parola sentiero e della parola Italia intese come fragilità. E i lavori che sono usciti hanno fatto vedere che i ragazzi dentro hanno veramente tanto da dare che non è così evidente. Un po' come andare in montagna. La montagna ha tante bellezze che non sono evidenti, che vanno cercate e conosciute. Anche i ragazzi sono così. Ascolta, abbiamo parlato prima tanto di sicurezza, di consapevolezza. I ragazzi che escono dalle vostre scuole sono consapevoli dei rischi della montagna? Sì, piano piano imparano cosa vuol dire vivere e frequentare un ambiente come la montagna, che è un ambiente con molti rischi e molti pericoli oggettivi. Noi inteso come società della pianura, abituati ad abusare della parola sicurezza. Quando si va in montagna io preferisco usare la parola di riduzione del rischio. Okay. Insegniamo ai ragazzi a frequentare la montagna riducendo al massimo i rischi che non possono essere eliminati. E quindi è perché è importante che loro non abbiano l'abbaglio della sicurezza che rende imprudenti, ma che siano consapevoli che ci sono dei rischi e che vanno affrontati con delle precauzioni. Piano piano i nostri ragazzi lo imparano e imparano anche che sanno di non sapere, quindi che per affrontare cose più difficili bisogna prepararsi e formarsi. Ascolta, facciamo 50 vostri diciamo, giovani di quest'anno, quanti passano poi sotto le grinfie della scuola di Livio oppure di quella di Edoardo? Più o meno. Livio e Edoardo oppure anche gli Speleo, perché noi facciamo anche certo. attività in grotta e quindi alcuni poi magari si appassioneranno a quello o alcuni si appassioneranno all'escursionismo e andranno nel gruppo escursionismo. Non abbiamo una statistica di questo tipo perché di solito quando escono dal nostro gruppo hanno il periodo universitario in cui frequentano poco la montagna e poi ritornano qualche anno dopo e quindi non abbiamo mai fatto una statistica di questo tipo. Però insomma... Però mi auguro di sì e sono anche perché si è convinto detto che sia si è così. abbassata l'età media, vuol dire che i giovani arrivano, insomma. C'è una riscoperta di questo ambiente. Ascolta Davis, allora ho chiesto prima a Edoardo un appello, chiedo anche a te un appello ai giovani che guardano la Tenda TV o che ci seguono in streaming. Perché un giovane dovrebbe rinunciare, non dico, adesso non facciamo i drammatici, ma insomma stavo per dire rinunciare ad andare al mare e andare a farsi una bella escursione in montagna, una volta o qualche volta. I ragazzi che vengono con noi dicono che lo fanno perché è più bello. Ah, semplicemente. Semplicemente, e si divertono un sacco. Poi Okay. basta andare a vedere sul nostro sito le foto che ci sono delle escursioni fatte e ci si fa subito un'idea. Ascolta Livio, e tu un appello, diciamo, non parliamo di sicurezza, parliamo di riduzione del rischio, ma un appello a chi invece vuole affrontare qualcosa di più di un'escursione. L'appello è quello di sentire sempre il campanellino che suona dentro di noi e ascoltarlo. Le cime sono sempre lì e rimangono lì quasi per sempre, che purtroppo si consumano pian piano anche loro. È difficile anche all'interno dei corsi far capire la rinuncia alla cima per portare a casa la vita. È più importante la vita di una cima, anche se è la cima della vita, però torniamo a casa, ci riproviamo l'anno dopo, il mese dopo, la settimana dopo, ma
quando il campanellino dentro di voi, ascoltatelo, tornate dietro, perché a casa ci sono gli amici, ci sono le famiglie e i figli, per chi ha figli, Certo. e trasmettete la voglia la consapevolezza di poter rinunciare per poi riprovare con i mezzi più adeguati. Bello, bellissimo questo messaggio. Chi fa palestra, sì, chi fa roccia, chi fa arrampicata, chi fa appunto sport anche pericolosi, sa che comunque la priorità è salvare la pelle, come si dice, e quindi l'intelligenza di capire qual è il limite e non superarlo mai. Grazie allora a Davis Dall'Ozzo, coordinatore del gruppo di alpinismo giovanile, e a Livio Faldon alla mia sinistra, Grazie direttore a voi. della scuola di alpinismo Vittorio Veneto, e andiamo ancora a vedere qualche bellissima immagine che ci hanno proposto i nostri collaboratori, a partire da Alessio Lenardi, che è qui, che ci guarda. Bene, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata. Allora ringrazio ancora qui di fianco a me il presidente Giorgio Salvador, presidente della sezione CAI di Vittorio Veneto. Abbiamo sentito prima Edoardo Fioretti, direttore della scuola di sci alpinismo Monte Messer, scuola intersezionale, l'abbiamo ribadito, e poi abbiamo sentito appena adesso Livio Faldon e Davis Dall'Ozzo. Presidente, in chiusura di solito si fanno dei ringraziamenti. Abbiamo già citato tante attività del CAI, ma c'è ancora forse qualcuno da ringraziare. Sicuramente i primi da ringraziare sono tutti i soci, Certo, che ci danno fiducia, e il Club Alpino Italiano, ogni sezione, in realtà svolge un servizio nei confronti degli appassionati della montagna, di coloro che vogliono associarsi, con i benefici che dà poi anche la tessera, che non è solo assicurativa. Però una sezione, soprattutto una sezione medio-grande come è la nostra, implica delle dinamiche molto complesse, e quindi ci sono altri volontari che si occupano di cose che non sono specifiche nell'andare in montagna, fanno anche altro, però abbiamo il gruppo del tesseramento, che è molto importante, tutto il gruppo della segreteria, il gruppo della biblioteca, abbiamo un comitato scientifico che quindi si occupa anche di queste cose. Il TAM l'abbiamo già citato, però lui è importante perché svolge anche altre attività. Ci sono chi si occupa delle attività culturali, ma c'è anche tutta la parte di redazione, c'è tutta la parte di sviluppo di rapporti sociali, comunicati stampa e quant'altro. È tutto un movimento che è piuttosto complesso e anche oneroso da un punto di vista di impegno di risorse umane. Inoltre la nostra sezione ha anche delle persone che occupano cariche molto importanti extrasezionali. Ne cito solo qualcuna: abbiamo Mara Baldassini, che fa parte del comitato di controllo centrale, quindi lei è un consigliere nazionale del Club Alpino Italiano. Abbiamo la fortuna di avere prestigioso presidente, che è Stefano Peterle, che è presidente di una struttura che è il Centro Studi Materiali di Padova, che è riconosciuto a livello europeo, quindi è una cosa affrontata. Adriano Montesel, un nostro istruttore, che è uno di quelli che fa la parte informativa del progetto Montagna Amica e Sicura per il Veneto. E poi abbiamo altri nei consigli nelle varie scuole regionali. Botte di Ferro, sono Botte di Ferro sono persone che danno molta disponibilità del loro tempo, e l'ideale sarebbe un CAI di pensionati per il tempo, ma non è così, per invece tutta la parte che servono nei giovani e nella continuità. Ci sono anche quelli che danno una mano anche loro, certo. Va bene, grazie Giorgio, non mi resta che dare appuntamento alla prossima puntata ai nostri telespettatori, non prima però di aver fatto un'ultima raccomandazione. Abbiamo sentito tutte le parole che ci hanno detto i nostri ospiti dell'importanza di essere consapevoli quando si va in montagna, sia d'estate sia d'inverno, dei rischi che la montagna può comportare,
perché resti un divertimento e non diventi un dispiacere o una tragedia, è meglio essere informati, essere formati e magari fare un colpo di telefono agli esperti del CAI che qualche consiglio buono lo danno di sicuro. Grazie a tutti e alla prossima.